Amici appassionati di futsal, buonasera, il saluto vi arriva da Mattia Esposito, vi arriva precisamente dalla Palasport Antonio Sorbo di Ladispoli, quella che è momentaneamente la nuova casa della AS Roma, che per questa 11ª giornata della Serie A Quinto riceve la Global Work Capurso. Tra poco analizzeremo anche le classifiche delle due squadre, che sono sicuramente molto diverse, mentre risuonano le note ufficiali dell'inno della Roma. È il momento dei saluti delle due squadre in campo. Andiamo a dare lettura di quelle che sono le due formazioni, partendo dalla Global Work Capurso. Schiere maglia numero 1 Lisco, maglia numero 7 Pires, maglia numero 8 Garofalo, maglia numero 9 Camano, maglia numero 10 Dammacco, 11 Perri, 12 Lamas, 19 Massarelli, 20 Giannattasio, 31 Peppe Micoli, 33 Nitti, 88 Grandinetti. Questi gli uomini a disposizione di mister Francesco Chiaffarato. Risponde la Roma dalla parte opposta, maglia numero 1 Sarmiento, 7 Isgro, 8 Ceccarelli, 9 João Miguel, 10 Cutrupi, 11 Michel, 12 Rinaldi, 18 Avellino, 20 Fortino, 23 Di Eugenio, 24 Biscossi, 26 Cutruneo, maglia numero 38 per Balducci. Queste invece le scelte di mister Fabrizio Reali. Vediamo anche la squadra arbitrale, composta da Ugo Ciccarelli della sezione di Napoli, Andrea Colombo di Modena al crono. Siede invece Angelo Bottini della sezione di Roma 1. Dicevamo, due squadre divise da 10 punti in classifica, a quota 18 la Roma, che con una vittoria stasera può riavvicinarsi alla vetta della classifica in una 11ª giornata che ha visto giocare solamente Sandro Abate Sporting Sala Consilina, con la vittoria per 4-2 della Sandro Abate. Questa è la seconda gara che si giocherà nella 11ª giornata. Sono invece 8 i punti in classifica della Global Work Capurso, che ha un pochino risalito la china, ma rimane comunque in zona retrocessione. Uno sguardo ai due quintetti, mentre prima del fischio d'inizio si terrà un minuto di raccoglimento per la scomparsa di una leggenda del tennis e dello sport italiano come Nicola Petrangeli. Roma che partirà in quintetto con Sarmiento, Avellino, Fortino, Biscossi e Cutruneo. Tra poco anche il quintetto del Capurso, ma adesso, come detto, un minuto di raccoglimento. Finito il minuto di raccoglimento, tutto il Palasport di Ladispoli in religioso silenzio. Vi dovevamo il quintetto della Global Work Capurso. Sicuramente Micoli tra i pali insieme a Grandinetti, Lamas e Camano. Dubbio tra Pires e Giannattasio. C'è Pires in quintetto, dunque questa la scelta finale di mister Francesco Chiaffarato. Sarà la Roma a giocare il primo pallone di questa partita. Rodolfo Fortino sul punto di battuta. Si attende solamente il fischio degli arbitri qui alla Dispoli per questa Roma Global Work Capurso. Ricordiamo che siamo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5. Potete interagire con noi, commentare la diretta e magari più avanti vi chiederemo anche di scegliere quello che è il vostro migliore in campo. Arbitri che vanno a dare le ultime raccomandazioni alle due panchine, dopodiché sarà fischio d'inizio.
Pallone già sistemato nel cerchio di centrocampo, sembra davvero tutto pronto. Si parte qui alla Dispoli e la Roma a gestire il primo possesso di questa partita. Fortino taglia il campo in diagonale per Cutruneo, che va a calciare, cercava Biscossi sul secondo palo, ma lo ha fatto quando il pallone era già terminato in rimessa laterale. Pires scambia con Lamas. Pires, Grandinetti a portare il pallone, prova a salire in pressione la Roma. Grandinetti deve liberarsi del pallone che diventa comodo per Sarmiento dalla parte opposta del campo. Prime schermaglie, siamo all'alba di questa partita tra Roma e Capurso. Avellino alza la testa, imbucata dentro per Cutruneo, si appoggia su Rodolfo Fortino di prima con il giro palla, prova ad uscirne la Roma, gran tocco di Fortino per Biscossi che apre il piattone dopo 40 secondi, la prima chance di questa partita con il piattone di Matteo Biscossi. Chiedeva un fallo cumulativo Rodolfo Fortino, che protesta all'indirizzo degli arbitri, poteva starci la sanzione. Arbitri che però hanno lasciato correre il gioco senza sanzionare il fallo. Cutruneo riesce a tenere in campo il pallone, la suolata di Avellino che prova a far correre Matteo Biscossi. Sarà rimessa laterale per il Capurso. C'è Lamas sul punto di battuta, ma la Roma poco fa ha sfiorato il gol del vantaggio con Matteo Biscossi, che qui sbaglia la trasmissione del pallone verso Rodolfo Fortino. Qui andiamo a rivedere, c'era stato evidentemente un fallo su Fortino. Hanno fatto bene gli arbitri a lasciar correre perché si era aperta la porta a Matteo Biscossi, poteva starci anche poi un fallo cumulativo. 0-0 il conto dei falli, 0-0 anche il punteggio qui alla Palasport Antonio Sorbo di Ladispoli tra Roma e Capurso. Camano, Lamas transita per i piedi di Peppe Micoli che prova ad imbucare dentro per Grandinetti, arriva prima di lui sul pallone Avellino. Sarmiento a dare ossigeno all'azione della Roma. Fortino si appoggia indietro su Lucio Avellino, ancora dentro per Fortino che taglia l'area di rigore e deve poi appoggiarsi nuovamente su Cutruneo. Ancora di tocco di prima Lucio Avellino, quasi da playmaker, usando un paragone cestistico per la Roma. Biscossi, la finta, il pallone per Rodolfo Fortino che transita ancora per i piedi di Lucio Avellino. Fortino, Avellino taglia il campo in diagonale, prova la giocata a Cutruneo che viene fermato da Pires, poi va anche a commettere fallo Cutruneo che ha trattenuto per la maglia Pires. Qui ha rischiato anche il cartellino giallo il giocatore numero 26 maglia giallorossa, che adesso infatti viene richiamato dagli arbitri. Piuttosto vistosa la trattenuta di Ivan Cutruneo su Pires che gli ha sfilato il pallone, provato anche a strappare per trasformare l'azione del Capurso. L'ha trattenuto per la maglia Cutruneo. Primo fallo di squadra per la Roma in questo primo tempo. Camano alza la testa, Grandinetti vuole il pallone di ritorno proprio per Camano. La deviazione di un giocatore della Roma e la rimessa laterale in arrivo per il Capurso. Lamas, Pires prova a saltare con una finta a Biscossi. Il primo ad arrivare dopo il rimpallo è Lucio Avellino. Sarmiento è lui a pilotare il pallone nella metà campo offensiva della Roma. Si ferma Sarmiento che preferisce ragionare, non contento di questa scelta Fabrizio Reali. Grandinetti a lottare con Rodolfo Fortino, alla fine è Camano a sfilargli il pallone, prova anche la giocata in banda ma viene scippato da Lucio Avellino che poi cambia lato e passa per i piedi di Matteo Biscossi. Doppio passo, conclusione col destro, era lì ad aspettarlo però Pires sul rimpallo. Biscossi ripulisce il pallone, si prende gli applausi del pubblico e va a servire Cutruneo che cerca l'imbucata su Rodolfo Fortino. La Roma che sta provando ad imprimere il suo ritmo a questa partita e a questo primo tempo. 17 minuti 17 secondi, pallone scodellato da Fortino. Micoli protegge la rimessa laterale. Lamas, si apre Micoli per dare una linea di passaggio, viene servito adesso da Lamas
Micoli in avanti, Fortino di testa ha provato a dirigere il pallone in porta, ha rischiato qui Micoli che voleva il lancio lungo, ma ha trovato sulla traiettoria la testa di Rodolfo Fortino, che ha provato ad indirizzare in porta il pallone. Occhio qui al taglio in diagonale per Pires, buona la chiusura di Cutruneo, circondato Fortino che in qualche modo riesce a servire Cutruneo, e poi Micoli con la spalla in anticipo su Matteo Biscossi. Buona lettura qui di Peppe Micoli che allunga il pallone in rimessa laterale. 16 minuti 44 secondi 0-0, una sola occasione ma importante da segnalare per la Roma con il piattone largo di Matteo Biscossi. Sarmiento porta il pallone, pensa alla conclusione, la effettua, ci ha messo un piede Camano, e la Roma che dovrà accontentarsi di una rimessa laterale praticamente all'altezza del centrocampo. Avellino, pallone per Antonino Isgro, appena entrato in campo va a puntare in 1 contro 1 su Pires, poi preferisce appoggiarsi su Lucio Avellino. Fortino con l'esterno, Isgro riesce ad arrivare sul pallone, buono il tocco per Avellino che prova a fare perno con il corpo e a proteggere. Raddoppiato, alla fine riesce a tirare fuori il massimo da quella situazione, ovvero una rimessa laterale fuori Cutruneo. Cambio tra Mancini per Fabrizio Reali, dentro Christopher Cutrupi. Quel tocco di Grandinetti che era girato, non ha visto il pallone arrivare. Sarà corner per la Roma quando se ne stanno andando i primi 4 minuti di questo primo tempo. Avellino dentro da Cutrupi, la deviazione e la rimessa laterale in arrivo per la formazione di Reali. Fortino controlla, calcia, Micoli in spaccata, si era ricavato lo spazio per la conclusione Rodolfo Fortino. Isgro prova ad imbucare dentro per Avellino che rischia di commettere fallo su Pires, sempre molto pericoloso quando va a strappare in questo modo, poi nel tentativo di arrivare sul pallone va a commettere fallo Pires. È il primo fallo di squadra anche per il Capurso in questo primo tempo. Fuori Avellino, dentro di Eugenio, è proprio di Eugenio a battere il calcio di punizione e mettere in moto Christopher Cutrupi. Isgro, campo anche per João Miguel per la Roma. Cutrupi porta il pallone centralmente, tocca per Di Eugenio, altro cambio di lato per Isgro. Adesso è il Capurso che per un attimo accenna la pressione, poi sul pallone scaricato per Sarmiento indietreggia la squadra di Chiaffarato. Qui João Miguel non riesce ad impattare il pallone, il possesso però la Roma l'ha già recuperato con Sarmiento che ha messo in moto Cutrupi. Isgro può puntare Dammacco in 1 contro 1 ma preferisce ragionare ancora per Alessio Di Eugenio. Scambiano i due. Isgro ancora in 1 contro 1, prova il doppio passo, prova anche a mettere dentro. C'è Perri, anche lui appena entrato in campo, a presidiare l'area di rigore e ad allungare in rimessa laterale. I primi 5 di gioco di questo primo tempo se ne sono andati ancora 0-0, 1-1 il conto dei falli. Cutrupi disorienta, Lamas si è però trascinato il pallone in rimessa laterale. Buona la giocata di Christopher Cutrupi. Perri ancora aperto, Micoli per dare una linea di passaggio. Perri ci pensa e va proprio da Peppe Micoli. L'imbucata dentro per Dammacco, pressato, non riesce a controllare il pallone che torna di proprietà della Roma. Isgro batte Pires, anzi era Lamas, ha recuperato il Capurso. Eccolo Lamas che a sua volta può sfidare Isgro, prova a rientrare sul destro. Buona giocata difensiva di Antonino Isgro che chiude in rimessa laterale. Lamas recupera la Roma in campo aperto. João Miguel, errore qui del Capurso ma errore anche di João Miguel.
che ha preferito servire Isgro piuttosto che andare alla conclusione in porta. Grandissima chance cestinata in contropiede dalla Roma. Cutruppi calcia, Giannattasio a deviare in rimessa laterale. Di Eugenio, Isgro, Lamas prova ad uscire, pallone buono per João Michel che calcia, aveva centrato da posizione defilata allo specchio della porta. Attento Micoli, poi occhio qui a Sarmiento che esce, anticipa Lamas e rispedisce il pallone dalle parti di Peppe Micoli. 13 minuti 44 secondi. Qui andiamo a rivedere la conclusione di João Michel. Attento sul suo palo Micoli. João Michel, Isgro, Cutruppi dentro da João Michel, chiuso da Dammacco, sarà rimessa laterale per la Roma. Campo anche per Garofalo, entrambi gli allenatori che hanno pescato già in maniera piuttosto abbondante dalle due panchine. Cutruppi dentro il pallone per Di Eugenio, Garofalo pressato, non riesce a trovare Dammacco, alla fine concede la rimessa laterale alla Roma. Roma che ha avuto sicuramente le occasioni migliori in questo primo tempo. Il piattone finito di poco fuori da parte di Matteo Biscossi e poi il clamoroso contropiede praticamente nato da una rimessa laterale in favore del Capurso. Tanto qui altra conclusione deviata, sarà corner per la Roma. Dicevamo di una grande occasione in contropiede per la Roma nata da una rimessa laterale per il Capurso. 2 contro 0 praticamente, non gestito nel migliore dei modi da João Michel, che qui prova ad imbucarsi, diciamo così, all'altezza del primo palo. Prova anche la conclusione che non c'entra però allo specchio della porta. Micoli ha provato a trovare lungo Camagno. Cutruneo, João Michel, Camagno gli sfila il pallone e prova anche a calciare. È stato bravo qui il numero 9 Maia Capurso a mettere pressione a Lucio Avellino. Fortino, Avellino in buca dentro ma sulla linea c'è Perry che prova anche ad andare dritto in porta da centrocampo. Ha visto partire il pallone Sarmiento, conclusione potente ma centrale di Perry a mani aperte. Sarmiento a deviare in rimessa laterale. Garofalo tocca corto per Giannattasio, un paio di deviazioni, si resta in zona d'attacco e sempre con il possesso per la Global Work Capurso. Garofalo all'indietro per Micoli che sale oltre la metà campo e calcia, trova Sarmiento, attento, ha visto il pallone sbucare all'ultimo qui il portiere della Roma. Andiamo a rivedere la conclusione di Micoli. Attento comunque Sarmiento ad allungare la traiettoria in calcio d'angolo. Michel, anche lui appena entrato. Fortino si appoggia su Lucio Avellino, sale forte la pressione di Garofalo, è bravo però nella giocata Cutruneo, porta il pallone, prova ad imbucare per Fortino, buona lettura di Giannattasio. Garofalo alla fine tira fuori una rimessa laterale. Adesso sta un po' prendendo campo il Capurso. Perry porta il pallone, prova ancora a calciare, conclusione anche in questo caso potente ma stavolta non c'entra allo specchio della porta. Michel,
Avellino va dentro da Rodolfo Fortino che voleva la sponda per Michel, non si sono capiti i due e allora attacca dalla parte opposta il Capurso con Garofalo, servito da Camagno. Buono sviluppo di questa transizione per il Capurso che, come dicevamo, sembra aver un pochino preso le misure, si sta affacciando più spesso nella metà campo difensiva della Roma. Michel, Fortino, Lucio Avellino, Cutruneo. Porta il pallone centralmente, prova l'imbucata ma viene rispedito indietro da Garofalo. Michel punta in 1 contro 1 su Pires, si appoggia su Lucio Avellino che alza la testa, non trova una linea di passaggio e deve ricominciare da Michel. Le indicazioni di Fabrizio Reali, che però non è esattamente felicissimo di come la Roma stia gestendo questo possesso offensivo. Qui si libera un quarto di campo per Rodolfo Fortino che fa salire e scambia con Avellino, poi di tocco per Cutruneo. Avellino prova ad imbucare ancora per Rodolfo Fortino. Sembrava esserci stata qui una deviazione non vista dagli arbitri. Saranno le mani di Peppe Micoli con 10 minuti e 21 secondi a far ripartire l'azione del Capurso. Camagno alza questo pallone, non riesce a servire la corsa di Pires. Cutruneo prova la giocata in banda. Michel alla fine fischiato, credo, un blocco portato da Rodolfo Fortino. È il secondo fallo di squadra per la Roma, ne ha commesso uno il Capurso. Direi situazione falli sotto controllo da una parte e dall'altra quando mancano 5 secondi alla metà di questo primo tempo. Camagno pensa all'1 contro 1, poi transita per i piedi di Pires. Grandinetti non riesce a difendere il pallone, chiuso da Rodolfo Fortino, concede una rimessa laterale alla Roma. Roma che prova a riaffacciarsi in avanti con questa rimessa. Avellino alza la testa, serve Fortino che calcia, c'è Camagno ad aiutare praticamente Micoli sulla linea di porta. Micoli che sembrava comunque essere sulla traiettoria, alla fine ne viene fuori un'altra rimessa laterale per la Roma. Ancora Fortino ad aprire il sinistro, il riflesso di Micoli che anche in questo caso ha visto partire il pallone, lo ha allungato in calcio d'angolo. Pallone scodellato per Michel che ha provato a coordinarsi al volo e Micoli prova ad accelerare e a lanciare lungo per Lamas che però non può arrivare sul suggerimento di Giuseppe Micoli. Cutruneo sfida in 1 contro 1 Grandinetti, il fallo lo ha commesso proprio il giocatore della Roma, è il terzo di squadra per i giallorossi a 9 minuti e mezzo dalla fine del primo tempo. Cutruneo che nel tentativo di andarsene in 1 contro 1 ha trattenuto l'avversario, è andato a commettere fallo. Eccola qui la trattenuta di Cutruneo su Grandinetti, giusto questo fallo fischiato a Cutruneo e possesso gestito dal Capurso. Pires prova ad andare lungo, la chiusura di testa di Avellino ma il possesso ancora del Capurso. Camagno prova a scambiare con Lamas, poi arriva come un treno Pires ma la Roma in qualche modo riesce a mantenere il possesso. Qui grosso rischio, arriva Pires e alla prima vera occasione è letale il Capurso, palla persa in uscita da Antonino Isgro, assistenza per il rimorchio di Pires. 9 minuti 8 secondi, si sblocca la partita, è avanti il Capurso con il gol di Pires 1-0. Andiamo a rivedere la palla persa da Isgro, altruista Lamas a servire il rimorchio centrale di Pires. Ben giocata questa azione sull'asse Lamas-Pires per il Capurso che dunque sblocca la partita. Avevamo detto la Roma aveva avuto le occasioni migliori ma alla fine a punire è stato il Capurso.
Avellino dentro da Biscossi che prova a girarsi e a calciare, ma c'è un muro bianco. Bella giocata con la Veronica di Lamas che apre per Camagno, 1 contro 1 su Isgro, prova a rientrare sul sinistro. Buona giocata difensiva di Isgro che spinge anche la transizione per la Roma, pallone leggermente arretrato per Christopher Cutrupi che rientra, circondato anche lui alla fine Avellino. Biscossi prova a servire, il pallone di ritorno ad Avellino, ma molto attento il Capurzo. Pallone lungo di Micoli, preciso sul petto di Lamas che difende, spalle alla porta su Christopher Cutrupi, arriva il raddoppio di Biscossi, il pallone che esce per Grandinetti che non calcia, prova ad andare dentro da Dammacco, un paio di rimpalli, alla fine il pallone è ancora buono per Lamas che prova a saltare con un sombrero Sarmiento. Ma adesso fase della partita in cui al di là del gol il Capurzo, ma lo avevamo detto che negli ultimi minuti stava venendo fuori la squadra di Chiaffarato, che alla prima vera occasione da gol ha sbloccato con il gol di Pires. 7,55 sarà proprio possesso da una rimessa laterale per Dammacco che si appoggia all'indietro su Peppe Micoli, il lancio lungo troppo però per Lamas, blocca Sarmiento che offre a Cutrupi, prova ad andare da Biscossi, controllo a seguire, arriva Perri, proteste del pubblico qui del Palasport della Dispoli che chiedeva un fallo non fischiato però dagli arbitri, e allora ne esce con una rimessa laterale il Capurzo che però di fatto ha già riconsegnato il pallone alla Roma. Biscossi, Avellino, Cutrupi porta il pallone, rientra, offre a Biscossi che si appoggia all'indietro su Isgro. Avellino, Isgro, tocca corto per Matteo Biscossi. Cutrupi 1 contro 1 su Perri, prova a portare un blocco Biscossi, Cutrupi praticamente gli mette tra i piedi il pallone, ne viene fuori una rimessa laterale in favore del Capurzo. 7 minuti 11 secondi, Roma 0 Capurzo 1, decide il gol di Pires. Micoli alza la testa, prova ad andare lungo e colpisce il palo, stava per combinare la frittata qui Sarmiento che ha rischiato tantissimo ed è stato salvato letteralmente dal palo. Biscossi rientra sul destro, prova a girarsi e a calciare, buona giocata, ha fatto perno sul suo corpo Matteo Biscossi. Occhio qui a Dammacco che a campo calcia in diagonale, arriva la risposta da parte di Sarmiento, adesso la partita è aperta e molto molto bella. Cutrupi prova a servire Isgro, ma arriva una grandissima chiusura difensiva di Perri e adesso la partita è molto molto divertente. Isgro calcia, Biscossi, Dammacco si appoggia su Lamas, prova a correre in transizione il Capurzo, pallone riconquistato da Biscossi, anzi da Di Eugenio, fallo commesso da Giannattasio che in allegato si prende anche il cartellino giallo, secondo fallo di squadra per il Capurzo. Giannattasio si è rivolto agli arbitri dicendo è il primo fallo, ma ha fermato una possibile ripartenza della Roma e da regolamento ci stava questo cartellino giallo. Vistosa la trattenuta di Giannattasio su Alessio Di Eugenio e dunque secondo fallo di squadra ma anche primo ammonito della partita Giannattasio. Di Eugenio, 6 minuti 16 secondi, il Capurzo è avanti 1-0 sulla Roma. Cutrupi, Isgro all'indietro per Sarmiento, porta il pallone, in buca dentro per João Miguel. Cutrupi, la giocata di Cutrupi che riesce a trovare Isgro, poi va a cercare di favorirlo con un blocco, un paio di deviazioni, alla fine Isgro arriva in ritardo su Micoli, si accusa del fallo Antonino Isgro e la Roma pareggia il conto dei falli, sale a quota 3, anzi chiedo scusa, è il quarto fallo di squadra per la Roma. Contro i 2 commessi dal Capurzo e dal prossimo, dunque sarà bonus per la squadra allenata da Fabrizio Reali.
con 5 minuti e 40 secondi da giocare nel primo tempo. Cutruneo, Di Eugenio, Isgro ha un po' di campo da attaccare, se lo prende tutto Isgro, poi trova davanti a lui la difesa del Capurso. Qui errore di Cutruneo in fase di trasmissione su João Miguel, banale, palla persa dalla Roma. Perry a battere la rimessa laterale, scambia con Giannattasio, porta il pallone Perry, pressato da João Miguel, poi la sterzata di Perry, Lamas, Giannattasio di ritorno per Lamas che si presenta davanti a Sarmiento. Era stato bravo con il controllo orientato Lamas a mettere fuori gioco Cutruneo, altrettanto bravo però Sarmiento a fare 2 passi avanti e a chiudere lo specchio di porta. Qui fallo commesso da Perry. Doppio cambio per il Capurso, tornano Camagno e Grandinetti, fuori Perry e Lamas. Quello commesso da Perry, adesso sì che è il terzo fallo di squadra per il Capurso. Michel, Di Eugenio, Cutruneo. Scambia con João Miguel. Eccolo Ivan Cutruneo che può sfidare in banda Garofalo. Se n'è andato Cutruneo, poteva starci qui il fallo da parte di Garofalo. Lasciano correre gli arbitri. Che concedono la semplice rimessa laterale al Capurso. Garofalo si appoggia all'indietro su Peppe Micoli che alza la testa, va a lungo, buono il controllo di Camagno, pressato da Di Eugenio. Michel, João Miguel e poi Cutruneo. Il taglio di Michel, ma ancora una volta puntuale la chiusura di Garofalo, pulito in scivolata in anticipo sul pallone. Rimessa laterale per la Roma. Di Eugenio deve tornare all'indietro da Sarmiento, chiama il movimento dei suoi dalla panchina Fabrizio Reali. Ancora in possesso Sarmiento che alza la testa, calcia, conclusione che era partita potente dal destro di Sarmiento. Micoli ancora una volta veloce a cercare Camagno che prova ad arrampicarsi e a spizzare questo pallone di testa, riuscito a toccare il numero 9 ma non ad indirizzare in porta. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla fine di questo primo tempo, 3 minuti e 54 secondi. Michel, Cutruneo, João Miguel pressato da Grandinetti che usa bene il fisico e rispedisce all'indietro João Miguel. Michel 1 contro 1 su Camagno, riesce a difendere il pallone, a passare per i piedi di Lucio Avellino. Cutruneo rientra sul mancino, le sterzate di Ivan Cutruneo che prova a ricavarsi un po' di spazio per calciare, una deviazione che stava per favorire João Miguel. Alla fine Micoli, senza pensarci troppo, spazia via il pallone, già recuperato da Sarmiento che ha messo in moto Michel. L'imbucata dentro per João Miguel, ancora il contatto con Grandinetti, lasciano correre gli arbitri, pallone riconquistato da Cutruneo che apre per Lucio Avellino, dentro da João Miguel che ha provato con il tacco e Micoli dalla parte opposta a far ripartire l'azione dei suoi. Buono il pallone per Garofalo, buona lettura qui di Peppe Micoli, ma la partita rimane molto aperta, molto veloce e molto bella. Fortino adesso prova un po' a ragionare la Roma. Spazza via il pallone Pires, ma lo mette tra i piedi di Biscossi, l'imbucata, e bravo Micoli, in tuffo ad evitare il calcio d'angolo. Qui era finito a terra Grandinetti nel duello con Rodolfo Fortino che si indica la spalla. Due e mezzo alla fine di questo primo tempo,
un paio di occasioni per la Roma importanti, prima con Matteo Biscossi e poi con il contropiede cestinato dai giallorossi, e di fatto l'unica vera grossa occasione da gol avuta nel primo tempo il Capurso è stato letale a colpire con l'assistenza di Lamas per il rimorchio di Pires, che qui sbaglia il tocco centrale, e allora riparte la Roma, ma buona anche la transizione difensiva del Capurso con Pires che va a contrasto con Matteo Biscossi, che non riesce a calciare bene. Poi Biscossi ha anche qualcosa da dire a Pires, che non sembra curarsi più di tanto. Di ciò che gli sta dicendo Matteo Biscossi. Lamas in avanti, pallone consegnato a Sarmiento. Avellino 1,50 alla fine di questo bel primo tempo divertente qui alla Palasport Antonio Sorbo di Ladispoli. Conclusione secca di Lucio Avellino, ancora attento Micoli all'altezza del primo palo. Arriva un time out chiamato dalla panchina della Roma, vediamo se Fabrizio Reali vorrà disegnare qualcosa su questa palla da fermo. Noi ne approfittiamo per mettere un po' di ordine in questo primo tempo. 1,43 da giocare, 4 falli di squadra commessi dalla Roma, 3 dal Capurso, un solo ammonito che è Giannattasio per il Capurso, ma ciò che più conta è l'1-0 stampato sul tabellone luminoso, gol di Pires a portare in vantaggio il Capurso. Fine del time out, squadre che tornano in campo, si ripartirà con una palla da fermo per la Roma. Vediamo cosa avrà disegnato sulla lavagna Fabrizio Reali per questa esecuzione su calcio d'angolo. Il taglio di Biscossi, fischio che arriva in questo momento. Avellino per Biscossi. Aveva costruito questa conclusione per il numero 24 la Roma. Biscossi ci ha provato di prima col piattone. Pallone molto lontano dal bersaglio grosso. 1,39, possesso Capurso con le mani di Peppe Micoli che prova ad andare lungo. Lamas non riesce a tenere vivo questo pallone. Lucio Avellino gioca su Matteo Biscossi, 1,5, 90 secondi alla fine del primo tempo. Avellino va da Cutruppi, dentro per Rodolfo Fortino, fa buona guardia su di lui Perri. Biscossi a gestire il pallone, tocca per Christopher Cutruppi, l'anticipo di Pires, pallone per Sarmiento. Ultimi 70 secondi di primo tempo. Biscossi in buca, recupera solo per un attimo il Capurso, il possesso ce l'ha sempre la Roma che prova a gestire con Rodolfo Fortino che torna ad aprire per Lucio Avellino. Biscossi con l'esterno da Lucio Avellino, vediamo se ci saranno altre occasioni al tramonto di questa prima frazione di gioco. Sarmiento a portare il pallone, va corto da Biscossi che si gira, prova ad indirizzare, voleva cercare forse Fortino sul secondo palo. Ha riconquistato il Capurso che prova a far correre un pochino il cronometro e a tenersi stretto questo vantaggio almeno fino all'intervallo. Lamas, l'imbucata dentro per un suo compagno di squadra, si trattava di Pires che qui va a lottare con Cutruppi. Arriva il raddoppio di Lamas, non c'è fallo, prova a spingere la transizione proprio Pires che prova a sfidare in 1 contro 1 e a calciare, ma fa buona guardia Lucio Avellino. Perri, ultimi 2 secondi, arriva la chiusura di Matteo Biscossi, ma arriva anche la sirena conclusiva del primo tempo e dopo i primi 20 minuti il Capurso è avanti 1-0 qui alla Dispoli sulla Roma.
decide il gol di Pires. Intanto proprio sulla sirena ha fischiato anche il quinto fallo per la Roma, quinto fallo che non ha alcuna incidenza perché le squadre si stanno avviando verso gli spogliatoi. 1-0 Capurso dopo i primi 20 minuti. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco per raccontarvi il secondo tempo di Roma Global Work Capurso. Insomma, quel punto vicino allo score significa rifarlo. Penso che quello sia il tempo. L'ho lanciata prima.
Ben ritrovati dal Palasport Antonio Sorbo di Ladispoli. Sta per iniziare il secondo tempo di Roma Capurso. Si riparte dallo 0-1 in favore della formazione pugliese. Gol realizzato da Pires. Sarà proprio il Capurso a toccare il primo pallone del secondo tempo. Si parte, Capurso che riparte con Camagno, Pires, Lamas e Grandinetti. Ovviamente sempre Peppe Micoli tra i pali. Ci sono invece Sarmiento, Michella, Avellino, Cutruneo e Fortino per la Roma. Occhio qui a Michel che calcia in due tempi. Micoli riesce anche ad evitare che il pallone esca dalla sua area di rigore. Attento e bravo qui Peppe Micoli. Lamas porta il pallone, lo riconsegna però di fatto a Lucio Avellino che apre per Rodolfo Fortino. Tocco corto per Cutruneo. Sviluppa la Roma con Michel, ma sempre molto ben fatta la fase difensiva del Capurso. Michel prova a ricavarsi un po' di spazio per calciare, lo fa male però. Ancora possesso recuperato dal Capurso con Micoli che prova ad andare in avanti per Camagno che perde il duello con Lucio Avellino. Fortino pressato da Grandinetti che vince il duello fisico, chiedeva anche un fallo. Grandinetti, una buona giocata difensiva del numero 88 che concede alla Roma la rimessa laterale. Michel, Cutruneo, Michel. Arriva come un treno Pires che gli sfila il pallone, lo offre a Camagno che calcia e spacca la traversa ad un passo dal 2-0 il Capurso con la grandissima conclusione di Camagno. Tutto nato però da una grande giocata difensiva di Pires. Piattone di Camagno che ha letteralmente spaccato la traversa ad un centimetro dal 2-0 il Capurso. Lamas colpisce praticamente Michel e si prende il calcio d'angolo. Qui Lamas ha provato a pescare il taglio centrale di Camagno che è riuscito solamente a pizzicare il pallone. Sarà rimessa laterale per la Roma con Cutruneo che mette in moto Lucio Avellino. Se n'è andato già 1 minuto e 40 in questo secondo tempo. E qui altro errore banale della Roma con Michel che sbaglia il tocco all'indirizzo di Cutruneo e non prende benissimo questo errore Fabrizio Reali che si prepara a far tornare in campo Cutruppi e Biscossi probabilmente al posto di Michel e di Cutruneo. Michel qui alza questo pallone, Fortino riesce a pizzicarlo di testa per Cutruneo. La conclusione potente di Ivan Cutruneo. Vediamo se avevamo preso entrambi i cambi. Fuori Michel e fuori anche Cutruneo. I due, diciamo così, protagonisti in negativo di quell'errore in uscita. Abbiamo visto subito infuriato Fabrizio Reali. Micoli, Pires vuole il pallone profondo, ancora attento in uscita Sarmiento. Qui da ripetere l'esecuzione della rimessa laterale, era troppo vicino al punto di battuta Christopher Cutruppi. Pires
si appoggia sull'Amas. Camagno che poco fa ha colpito una clamorosa traversa, sfiorando letteralmente il gol del 2-0. Biscossi, Avellino prova ad impostare da dietro con il giro palla la Roma e Biscossi apre per Rodolfo Fortino. Avellino, pallone per Fortino. Biscossi, buono sviluppo qui della Roma, la conclusione di Biscossi, un paio di deviazioni, pallone che sbuca buono per Avellino. Fortino salta Grandinetti che va a commettere fallo, direi giusta stavolta la chiamata degli arbitri. Primo fallo di squadra per il Capurso in questo secondo tempo. Ancora nessuno commesso dalla Roma, 17 minuti 13 secondi. Andiamo a rivedere qui Fortino che aveva saltato secco Grandinetti, dritto sulle gambe di Rodolfo Fortino. Giusto il fallo. È giusto assegnare questo calcio di punizione alla Roma. Rodolfo Fortino e Lucio Avellino sul punto di battuta. Avellino, Fortino, Avellino per la conclusione di Biscossi. C'è ancora una volta però solo la potenza nel destro di Matteo Biscossi. Mano al volto del numero 24. Prova ad impostare il Capurso con il pallone imbucato per Grandinetti che però non riesce a controllare. Pallone lungo per Matteo Biscossi che prova ad arpionarlo. Alla fine mette tutti d'accordo Peppe Micoli che pulisce la sua area di rigore e mette in moto Pires. Scambio con Lamas che non si perfeziona. Allora Cutruppi va da Lucio Avellino. Tocco corto per Rodolfo Fortino. Troppo corto. Arriva Lamas che poi sbaglia nella sua lata. Aveva la porta spalancata Lamas sull'errore in fase di trasmissione di Rodolfo Fortino. Qui altro anticipo, stavolta di Pires. Buono il tocco di Lamas per Grandinetti. Reclama il pallone Camagno. Grandinetti si mette in proprio, trova una deviazione ed il calcio d'angolo. 16 minuti 17 secondi. Roma che sta commettendo tanti errori in fase di trasmissione palla, soprattutto in questo secondo tempo. Grandinetti calcia, pallone sull'esterno della rete. 16 minuti 12 secondi. Le mani di Sarmiento a mettere in moto Matteo Biscossi. Avellino va dentro da João Miguel. Biscossi si prende la linea di fondo ma il campo è finito e saranno le mani di Micoli a far ripartire il Capurso. Quando se ne sono andati i primi 4 minuti del secondo tempo, il Capurso è sempre avanti 1-0. Tocco di João Miguel. Pallone in rimessa laterale, rimane in possesso la squadra di Chiaffarato. Camagno. Buona difesa del pallone, buono lo scarico su Perry. Perry all'indietro da Micoli che vuole l'imbucata per Pires. Stavolta l'errore lo commette il Capurso. Rotazioni per Fabrizio Reali. Fuori Cutruppi, fuori Biscossi e fuori anche Lucio Avellino. Adesso Isgro, Di Eugenio, Cutruneo e João Miguel in quintetto per la Roma. Cutruneo tocca per Isgro. Doppio scambio tra Isgro e Cutruneo. Cutruneo fronteggia, prova a sfidare Camagno, poi si appoggia ancora su Di Eugenio. Isgro. Di Eugenio all'indietro da Sarmiento, pallone imbucato centralmente per João Miguel che prova a lottare. Alla fine l'ultimo tocco è di Pires. Sarà rimessa laterale già battuta dalla Roma con Cutruneo che va da Di Eugenio. Isgro.
Può sfidare in 1 contro 1 Pires, le finte di Isgro, e trova sulla sua strada ancora Peppe Micoli, che non se la sente di bloccare quel pallone e concede un calcio d'angolo alla Roma. 14:51 di Eugenio Imbuca, trova le cosce di Pires e un'altra rimessa laterale. Isgro porta il pallone centralmente, calcia, voleva una deviazione con il braccio da parte di Pires. Gli arbitri hanno visto la deviazione, non hanno sanzionato il tocco con il braccio di Pires, dunque sarà semplice calcio d'angolo per la Roma di Eugenio. Scodella, Camagno, buono lo scambio con Lamas. Camagno prova ad attaccare, prova anche la sterzata su Isgro, sono troppi però i giocatori della Roma intorno a Camagno. João Miguel sbaglia il tocco, Lamas prova ad imbucare, una deviazione e poi le mani di Sarmiento, ma ancora una volta in uscita, ha rischiato tantissimo la Roma di Eugenio. Isgro 1 contro 1 su Pires, poi pallone riaperto per Alessio Di Eugenio. Isgro calcia, la rapidità di esecuzione di Antonino Isgro, che ha spostato il pallone, ha calciato, stando però lontano dallo specchio della porta. Cambi anche per il Capurzo. Ci sono Giannattasio, Perri, Garofalo e Lamas adesso come giocatori di movimento. Minuti anche per Ciccarelli, che fa il suo esordio in questa partita. Il tunnel di Cotruneo su Garofalo, il pallone imbucato per João Miguel, ancora molto attento Micoli. Ciccarelli va dentro da João Miguel, che prova a far perno sul corpo, prova a scambiare con Ciccarelli, ma arriva ancora una volta la chiusura del professor Perri. Isgro 1 contro 1 su Lamas, calcia sul secondo palo, Giannattasio per un attimo, poi arriva in corsa Cotruneo che spara col sinistro. 13 minuti 22 secondi, non si muove il parziale che la Palasport. Antonio Sorbo di Ladispoli, con la Roma che è sempre sotto 1-0, decide il gol nel primo tempo realizzato da Pires per la Global Work. Cotruneo recupera il pallone, ma ancora una volta con i tempi giusti la chiusura di Perri. Fuori Cotruneo, dentro Cutruppi, cambia Mancino, Fabrizio Reali che sta provando un pochino a mixare adesso anche i quintetti per cercare un pochino di trovare il bandolo della matassa. Chiusura di Perri in calcio d'angolo, non in rimessa laterale. La Roma comunque è in possesso con Isgro che imbuca dentro per João Miguel. Ciccarelli, Isgro, 7 minuti andati in questo secondo tempo. Cutruppi prova a scambiare, poi va a calciare. La puntata di Christopher Cutruppi, ancora attento Peppe Micoli. Lamas, Garofalo dentro da Giannattasio che si dimentica il pallone. E allora nuovo possesso per la Roma. Tornato in campo anche Rodolfo Fortino che trova Ceccarelli, imbuca dentro per Cutruppi. Non era male l'idea di Ceccarelli, ma il pallone è leggermente troppo lungo, controllato da Micoli. Adesso prova ad uscire il Capurzo, il tocco di Grandinetti, il primo ad arrivare sul pallone però è Antonino Isgro. Sarmiento, Fortino di prima per Ceccarelli che torna da Rodolfo Fortino, altro cambio lato su Antonino Isgro. Le finte, se ne va sul mancino e calcia. Ancora attento Micoli. Isgro poi va ad arringare il pubblico di fede giallorossa. Qui andiamo a rivedere la conclusione di Cutruppi e anche la giocata di Isgro. La conclusione al volo di Ceccarelli, stava sbucando sul secondo palo Isgro. Non possiamo distrarci davvero un attimo
in questa partita che rimane molto aperta e molto divertente. La chance migliore del secondo tempo l'ha avuta il Capurso con la traversa colpita da Camagno. Fortino, Grandinetti, Isgro dopo il rimpallo prova ad andarsene. Isgro fa buona guardia su di lui, ancora una volta Grandinetti. Perri e Grandinetti stanno giocando due partite di altissimo livello in fase difensiva. Micoli lungo, pallone ricapitato dalle parti di Sarmiento, torna Biscossi al posto di Ciccarelli, che ha avuto comunque un buon impatto su questa partita. Isgro, Fortino, Biscossi, tocca per Antonino Isgro, ancora Rodolfo Fortino, sempre Isgro, 1 contro 1 e poi il pallone allargato ancora per Rodolfo Fortino, sempre Isgro, panchina del Capurso a protestare per questo blocco portato. Occhio qui a Fortino che sbaglia il tocco, lancia Grandinetti in contropiede, Grandinetti colpisce il palo, secondo legno di questo secondo tempo per il Capurso. Era più difficile questa conclusione di Grandinetti. Roma salvata ancora una volta dai legni. Qui Fortino prova a girarsi e a calciare, forse la prima volta in questa partita che Fortino riesce a trovare un po' di luce per la conclusione. Qui andiamo a rivedere il palo esterno colpito da Grandinetti, ancora una volta occasione nata da un errore di trasmissione della Roma. 39 secondi alla metà di questo secondo tempo, resiste il vantaggio del Capurso che nella ripresa ha avuto anche due chance grandi per trovare il raddoppio. Partita ancora lunghissima da vivere insieme in diretta su YouTube, canale della divisione calcio a 5, questa 11ª giornata della Serie A quinto. Biscossi, Fortino dentro per Biscossi che prova ad arpionare il pallone, poi calcia al volo, esulta come se avesse segnato un gol Camagno. Rimessa laterale Roma, Cutruneo va da Avellino. Biscossi a Avellino, siamo adesso alla metà di questo secondo tempo. Biscossi in buca dentro, Fortino, il taglio di Cutruneo, splendida azione della Roma che a 9 minuti e 53 secondi trova il gol del pareggio con Ivan Cutruneo. 1-1. Un lampo della Roma, imbucata di Biscossi, tocco di prima di Fortino, tutto fatto bene, tutto fatto con i tempi giusti e la Roma a 9 minuti e 53 secondi impatta la partita. E sta succedendo un po' a parti invertite quello che era accaduto nel primo tempo, dove di fatto la Roma aveva avuto le occasioni migliori, ma a segnare era stato il Capurso. Adesso le occasioni migliori le ha avute il Capurso e il gol dell'1-1 l'ha trovato la Roma. Rimessa laterale in zona d'attacco per il Capurso con Lamas che scodella per Pires. Ha letto in anticipo questa giocata Cutruneo che di testa ha allungato il pallone in rimessa laterale. Nove e mezzo, tutti da vivere, tutto in equilibrio nel primo tempo Pires. Nel secondo Cutruneo e 1-1 qui alla Dispoli. Qui Lamas sbaglia il pallone, forse indirizzato a Pires,
Fatto sta che si ripartirà da una rimessa laterale in favore della Roma. Vediamo come cambiano anche gli equilibri psicologici di questa partita, se il gol avrà dato fiducia alla Roma, che attacca adesso con Biscossi, prova lo slalom, se ne va Biscossi, ma ancora una volta molto bravo Grandinetti a fare scudo con il corpo e a concedere a Micoli la rimessa dal fondo. Lamas prova a sfidare in velocità Fortino, poi tocca il pallone per Camagno, la conclusione mancina di Camagno a mani aperte. Sarmiento con la Roma che protestava forse per una rimessa laterale sulla giocata di Lamas, ma ancora una volta liberato stavolta il sinistro Camagno. Prima con il destro aveva spaccato la traversa, adesso ha trovato le mani di Sarmiento, pallone scodellato per Lamas che a distanza ravvicinata abbatte letteralmente Sarmiento. Ma la partita resta aperta, vivissima. E in equilibrio sull'1-1, situazione falli ampiamente sotto controllo da una parte e dall'altra. Ne ha commesso uno la Roma, ancora nessuno, addirittura il Capurzo, nonostante abbia tenuto un'intensità difensiva comunque molto alta la squadra di Francesco Chiaffarato. Pires calcia, mastica però il pallone col mancino. Le mani di Sarmiento faranno ripartire la Roma. Avellino, Cutruneo, è stato proprio Cutruneo a timbrare il cartellino. Qui Camagno bravo nella lettura, bravo anche nell'appoggio di testa su Peppe Micoli, che poi vuole il lancio lungo, troppo lungo all'indirizzo di Pires. Praticamente da un portiere all'altro riparte la Roma. Con Lucio Avellino, Christopher Cutrupi, dentro da Fortino. Buono lo scambio tra Cutrupi e Fortino, pallone appoggiato per Isgrodi, prima per Avellino, dentro per Cutrupi. Adesso sta alzando la qualità del giro palla e del possesso la Roma. Che ripartirà da questa rimessa laterale. Cutrupi, Fortino calcia. Gran conclusione di Rodolfo Fortino che ha sfiorato il palo. Sembrava essere comunque in traiettoria Micoli, che adesso va a cercare Lamas. Perri ripulisce per Camagno. Pires, Lamas, Perri di prima, adesso gestisce il possesso la Global Work Capurzo. Camagno difende il pallone, transita per i piedi di Perri, veramente fa sempre la scelta giusta. Lamas, contromovimento di Perri che riceve, tocca con l'esterno, chiedeva un fallo, se ne accusa Rodolfo Fortino, che poi va anche a scusarsi con Perri. 7 minuti 16 secondi, gesto di fair play tra Fortino e Perri. Primo fallo di squadra anche per la Roma. 1-1 il conto dei falli. Lamas, Camagno, arriva Avellino che però favorisce l'intervento di Peppe Micoli. Lungo in avanti per Camagno che difende su Cutrupi, prova in scivolata a servire il rimorchio di Pires. Qui Avellino si gira dalla parte sbagliata, riesce a tenere il possesso ma non riesce a servire il pallone
a Christopher Cotruppi. 6 minuti 51 secondi fuori Fortino, dentro João Miguel. Staffetta tra pivot per la Roma. Perry, Micoli in avanti, Isgro con la coscia giusta per João Miguel, letteralmente però circondato immediatamente da due giocatori del Capurzo, costretto ad allungare la traiettoria in rimessa laterale. Lamas la tocca per Giuseppe Micoli, che prova ad andare dentro da Camagno. Buona lettura difensiva di Di Eugenio, che non permette a Camagno di arrivare sul pallone. Poi qui Camagno voleva addirittura forse un sombrero per andarsene a Di Eugenio. Pallone comodo recuperato da Sarmiento. 6 minuti 18 secondi, 1-1 qui alla Dispoli tra Roma e Global Work Capurzo. Isgro, João Miguel, Cotruppi, la sterzata, prova a ricavare spazio sul mancino, poi chiedeva un tocco con il braccio di Pires, che però si batte la mano sul fianco. Tutta in piedi a protestare la panchina della Roma. Andiamo a rivedere questo episodio con la sterzata e il dribbling di Cotruppi. Molto 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 al limite. È intanto espulso, credo, per proteste Fabrizio Reali. E dunque Roma che giocherà questi ultimi 5 minuti e 58 secondi senza la sua guida tecnica. Abbiamo rivisto poco fa la conclusione di Cotruppi, è un tocco direi molto molto sospetto da parte di Pires. Episodio che ha scatenato le proteste veementi della panchina della Roma. La giocata di Isgro che semina il panico, poi sono troppi i giocatori del Capurzo intorno a lui e perde il pallone, e poi Isgro mette in rimessa laterale. Arriva un cartellino giallo per un membro della panchina del Capurzo. Non siamo riusciti dalla tribuna a capire chi. 5 minuti 32 secondi, adesso si è fatto decisamente più caldo il clima qui alla Dispoli. 1-1 il punteggio, 1-1 il conto dei falli. Micoli calcia altissimo sopra la traversa. Roma che riparte con Sarmiento che va lungo da João Miguel, che prova a controllare. Alla fine Micoli va a bloccare il pallone. Giannattasio scambia con Perry. Perry in buca dentro per Pires, che provava a servire di prima il taglio centrale di Giannattasio, che però era con un giro di ritardo. E allora Isgro taglia il campo in diagonale per Cotruppi. Di Eugenio, è rientrato però il Capurzo. Isgro 1 contro 1, doppio passo, conclusione Giannattasio, calcio d'angolo. Di Eugenio sul punto di battuta, il movimento di João Miguel. Arriva il rimorchio di Cotruppi, rimpallato, rimessa laterale per la Roma. Arbitri che vanno a parlare con Giuseppe Micoli. Isgro perde il pallone, poi Giannattasio con Lamas che reclamava una trattenuta. Possesso
della Roma da una rimessa laterale. Ultimi 4 minuti e mezzo di una bella partita. 1-1, Cutrupi, Joao Miguel perde il pallone, Pires, Lamas riesce a trovare adesso una linea di passaggio proprio per Pires, che prova ad attaccare, viene chiuso in rimessa laterale, arriva il time out chiamato dalla panchina della Roma. 4 minuti 12 secondi, 1-1, e anche per noi occasione di prendere un po' fiato. Stiamo vivendo in apnea questo secondo tempo, con 2 legni colpiti dal Capurso, ma il gol lo ha fatto la Roma con Cutruneo. Sirena a sancire la fine del time out. Roma che riparte con Fortino, Codroneo, Isgro, Avellino e ovviamente Sarmiento tra i pali. Perri, Camagno, Grandinetti, Pires e Micoli. Invece per il Capurso, anzi il time out era stato chiamato dalla panchina del Capurso, visto che il possesso sarà degli uomini in maglia bianca, avevamo detto erroneamente prima, chiamato dalla Roma. Qui l'imbucata di Micoli sbagliata per Pires. Pires comunque si concede un cenno di intesa e di ringraziamento comunque al suo compagno di squadra. Avellino va da Rodolfo Fortino, 3 minuti 50 secondi, Roma in possesso. Isgro a portare il pallone, duello tra numeri 7, quello di Isgro e Pires. Fortino, suo l'assist per il gol realizzato da Cutroneo. Isgro prova la giocata, fa buona guardia su di lui Pires, che tocca il pallone, sarà corner per la Roma. Perri di testa, riesce a toccare per Grandinetti, di ritorno per Perri, a tu per tu con Sarmiento, e Perri cestina l'occasione per il 2-1. Transizione gestita perfettamente dal Capurso, gran pallone di Grandinetti per Perri, controllo e conclusione di poco alta sopra la traversa. Michel, corsia centrale, destro potente, si lamenta qui Rodolfo Fortino che voleva il pallone. Perri, Pires, pallone toccato e rimessa laterale che sarà ancora una volta in favore della Roma. Avellino, Michel, 2 minuti 50 secondi. Pallone scodellato da Fortino, bravo Perri a servire il pallone a Pires. Perri di ritorno per Pires che allunga per Grandinetti. Camagno in qualche modo, poi arriva Perri al rimpallo forte con Cutruneo. L'ultimo tocco del giocatore della Roma. A 2,5 dalla fine di questa partita, dove può succedere ancora tutto. Micoli in possesso, pallone in avanti, Pires non tocca il pallone, stava per mettere fuori causa Sarmiento, che ha però il riflesso giusto. Rimessa laterale intanto per la Roma, fuori Michel, dentro Biscossi, torna anche Camagno al posto di Pires per il Capurso.
Lamas, Grandinetti, Camagno, Perri e Micoli da una parte, Avellino, Biscossi, Cutrupi, Fortino e Sarmiento dall'altra. Cutrupi, Fortino, Avellino. Biscossi, pressato Cutrupi che deve appoggiarsi su Sarmiento con il mancino dentro da Biscossi che riesce ad aprire il campo per Cutrupi e ancora una volta strepitoso Perri a mettersi sulla linea di passaggio. Tanto ha subito un colpo, problema al ginocchio destro per Camagno. Stavolta sì che il time out lo chiama la Roma. 1:52 da giocare, Camagno però è ancora a terra. C'è bisogno dell'intervento dello staff medico del Capurso. Molto molto dolorante Camagno che sbatte il pugno sul parquet. Speriamo ovviamente non si tratti di nulla di grave per il giocatore maglia numero 9 del Capurso. Mani al volto per Camagno. Adesso arriva Matteo Biscossi anche a sincerarsi delle condizioni del numero 9 che viene accompagnato dallo staff medico fuori dal parquet, ma gli si avvicina anche Sarmiento. Torna in campo Pires per questo minuto e 52 da vivere. Avellino, Fortino, Biscossi apre ancora una volta al destro, ma la mira stasera è da aggiustare per Matteo Biscossi. Grandinetti, alla fine arriva Cutrupi con Avellino che chiedeva un tocco con il braccio. Perri qui sbaglia forse la prima giocata della sua partita con questa suolata che concede il possesso alla Roma. 1,5 alla fine. Biscossi, Avellino, dentro da Rodolfo Fortino, ancora Biscossi che prova a ricavarsi, spazio sul destro, mette forte in mezzo il pallone, ci mette le manone però Peppe Micoli che allunga la traiettoria, rimessa laterale. 1:10. Qui abbiamo appena rivisto la conclusione di Biscossi e le mani aperte di Micoli. Fortino calcia, si era liberato Rodolfo Fortino, chiedeva un blocco, Perri ai suoi danni. Qui perde il pallone il Capurso, lo riconquista, 3 contro 2 che si sviluppa con Pires che però sbaglia il controllo sull'assist di Lamas. E attenzione perché mancano 50 secondi alla fine, la Roma attacca con Isgro che cerca il doppio passo, viene per un attimo fermato, poi Avellino va da Rodolfo Fortino che torna da Avellino che calcia, Perri prova ad imbucare dentro per Lamas, pallone riconquistato da Sarmiento. Avellino, 34 secondi alla fine, Roma che attacca con Isgro, pallone imbucato dentro, arriva la deviazione di Giannattasio e sarà corner per la Roma. Finisce a terra Cutrupi. Rimessa laterale Roma. Avellino dentro, Fortino contrato,
Perry per un attimo, poi Avellino, va da Cutruppi, battuto sul primo palo Miccoli a 19 secondi dalla fine. La Roma ribalta la partita con il gol di Christopher Cutruppi. Pesantissimo questo gol di Cutruppi a 19 secondi dalla fine. Fatto letteralmente impazzire il Palasport di Ladispoli. Andiamo a rivedere. Cutruppi si fa sorprendere qui sul primo palo Miccoli e adesso con 19 secondi portiere di movimento per il Capurzo. C'è Pires in maglia blu. Fischi del pubblico su questo forse ultimo possesso del Capurzo. Perry sbaglia l'imbucata dentro per Grandinetti. E adesso con 11 secondi la Roma avrà tra i piedi il possesso. Sarmiento prova ad andare più lungo possibile. Perry di testa. Giannattaso si appoggia su Miccoli che va da Grandinetti che prova a difendere il pallone. Ultimi 2 secondi. Arriva adesso la sirena conclusiva nel secondo tempo e con un gol di Cutruppi a 19 secondi dalla fine la Roma ribalta il Capurzo, sale a quota 21 punti in classifica. Al Capurzo resta tanta amarezza perché nel secondo